che vivo di pane e di musica, ricordo la mia prima fisarmonica che mi comprò mio padre, però per questa fisarmonica una sera ho preso botte, la diedi per un vecchio pianoforte. Poi sentivo le mie prime emozioni. A 16 anni il gruppo dei Dragoni. Il treno per Milano preso già, con un panino e una valigia piena di ambizioni, le nostre voci e un paio di canzoni. L'Italia ci colmò di popolarità, applausi e fiori in tutte le città. Era troppo bello, era così. Il trio che cantava Stella d'argento non c'è più e si è portato via la gioventù. Troppo amore brucia dentro me, ecco perché io Artivano ritorno a cantare e niente mai più mi potrà fermare. Io che vivo di pane e di musica, coltivo in me all'alba di quest'epoca un sogno che mi spinge sempre più e mi dirige sulle tracce di Lucio Battisti per fare anch'io parte degli artisti. Per fare anch'io parte degli artisti.